Un servizio integrato al macrosistema dell'ospedale che rappresenta uno dei punti cardine della prevenzione delle infezioni correlate agli strumenti usati nelle attività chirurgiche e assistenziali. Può essere definita così la nuovissima centrale di sterilizzazione dell'ospedale di Feltre, la cui inaugurazione ha ufficializzato il completamento della piastra chirurgica del Santa Maria del Prato. È allineata con la centrale di Belluno, servirà a tutte le nostre strutture sanitarie. Una può funzionare da backup per l'altra, per cui siamo in sicurezza come strutture ospedaliere, perché anche ci fosse un problema in una delle centrali, l'altra subentrerà per supportare. La struttura è frutto di un investimento pari a oltre €1 milione autorizzato dalla Regione, rappresentata oggi dai consiglieri Cestaro e Puppato e dalla Presidente della Quinta Commissione Sanità Sonia Brescacin. È un investimento molto importante che questa US ha saputo portare in realizzazione, che da oggi offrirà un servizio molto importante e ci dà il metro anche di quanto ci sia l'attenzione per garantire qualità e sicurezza e anche quanto si voglia continuare a migliorare quelli che sono i nostri presidi ospedalieri. Un altro momento importante per il nostro ospedale, ha affermato il sindaco di Feltre Paolo Perenzin, che ha invitato a fare squadra per superare le difficoltà del momento che riguardano anche la carenza di personale. Quest'anno per la prima volta sono state alzate le borse di specialità e sono state equiparate agli studenti che escono da medicina e questo ci fa ben sperare, è un segnale in controtendenza. Ovviamente dovremo attendere 5 anni, lo dobbiamo diventare attrattivi come territorio anche per i professionisti che devono poter venire da fuori, lavorare da noi da una parte e dall'altra dobbiamo fare sinergia, evitare divisioni, evitare doppioni.